Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018. Benivenias e beniveniusu ai gustato venuto poca voci. Siamo andata in lingua sarda a voglia di donare voci e logo a chi ne ha di sceverau de bivi, traballai e frinca in Sardegna. Oggi singolleu su main series, uno community che due bellicetto de sa costroja de Aristanisi, a Resciu, in Isi Serras de su Monti Arci. Esti noi che in su mese de Lampadas a si pigau vidas de 3 edizioni de su Bidda Festival, un attovio in moia isettau, che fai di goiai s'arte urbana con simboliu de sa gente. Su festival nascite di una bida di Andrea Casciu, che fai di finza sa direzione artistica, un s'aggiudu dessa amministrazioni de su comune. Su Bidda Festival esti meda de brusu di un evento, esti un progetto de cultura che punnada a concordare una regionata bertera intra de sarti e sul logo, intra creatività de su contemporaneo e memoria prassia. Pomedas disi vias e sfacciatas dei domus de sirisi funti mudadas in tellas a sotto su gelo, grazie a s'aggiudu dei muralistas longius finzas de s'Italia. In s'operas concordadas non anti arriccau fetti su dessiu de sa bidda, ma antisci più contai finzas s'identidadi storica e culturali, simbolius pivillu dei moradoris, da fatto dess'iniziativa un laboratorio vero de comunidadi. Su Bidda Festival esti posiris una paga manna po fai torrai s'alientu a sa cultura e a sa sociedade, una congiuntura po donai cavallu a su logu. Torrai a scoperri sa reginis proprias e a soperri e operri vias a sa creatividade noa e frisca. Un assembru virtuoso de commenti finzas a una bidda pitticca pozzata essi teatru po esperienze artistica de sullidu internazionali, chenza de perdi s'anima de cosa sua. Eu sou Andrea Casciu, sou artista muralista, sou sadro e si presento questo progetto che ho fatto in questa vita mia. Questo progetto si ispira da Bidda Festival, è un progetto di muralismo, di arte pubblica. Io vivo in Bologna e ho per esempio desiderato di fare qualcosa per questa vita mia. E questo progetto è nato 3 anni fa. Narato che è un progetto mega importante per me, perché ho visto artisti di tutta l'Italia che pintano sul logo e vanno mega piacere a questa vita e a questa gente che ha vinto una cosa bella, sa. Io sono il sindaco di Sirisi, Emanuele Pilloni. Ho abitato Pittia 228 persone. Sirisi è in regione storica di Parte Montis, una regione che fa parte con 6 comuni. L'economia di questa regione è incentrata la maggior parte sull'agricoltura e pastorizia.
Molta gente in meta appunto per aiuto e traballano fuori da Ida, ma per fortuna rientra sempre in bida, poi ita comunque è una dicella meta calorosa. Su Bida Festival siamo arrivati a questa terza edizione e siamo veramente contenti sia come sindaco, come amministrazione e come popolazione. Su festival è donando un risalto a livello internazionale. Vedi gente in meta, in tutto quest'anno c'è gente, turista che viene a fare fotografie. L'impatto che questo Bida Festival in questi 3 anni ha donato a Sirisi è veramente importante. Se dice da Sirisi prima non fi a connota, e poi è connota già in tutta la Sardegna. Noi puntiamo a si fai conosci a livello nazionale. Questo progetto è nato nel 2022 e fiat un'idea che tenia in mente da tanto tempo con questo sindaco Emanuele, dopo questionato e dopo nau, ita fadeus una cosa bella con sa bidda. Questo m'ha nau certos, fadeus. E insandos eus inghizzadu a zerrai e organizzare e fai e insomma b'essende unu progettu meda meda bellu. Custu annus eus realizzadu circa 20-25 murales con custos artistas che arribant de ogni luogu de Italia e foras. Ed est una cosa per me meda particolare, poita cando du suzzero ti depu a raccontare e fai comprendi comente sa bidda. Poita Bidda Festival appunto su nome nasce pure da sa biddigedda de Sirisi che tenet 220 personas ed est una biddigedda meda meda pittica ma a su stesso tempus est meda unida e quindi deo cando zero is artistas di chistiono de custa bidda, di fazzo comprendi comente su logu, sa localidade, is artistas funt meda praxiaus poita sa Sardegna pro totus est unu logu de praxeri, a ci beni, po sa cosa pappai, naraus po su mari, però cando du serio du su fatzu bene noi e conoscint una Sardegna diversa e quindi per me è meda meda importante questa cosa. Artistas ca tenint u'arti, naraus, chi traballat con sa figura umana, chi rappresenta mancai con qualcosa tradizionale ma non deve pintessi troppo in su modo di traballare tradizionale. Deu non gico sa solita, su solito artista che fa di cositeddas tradizionali sadras, ma mi piace di biti artistas che tentu arti sperimentali, però allo stesso tempo ci canta de agattare uno traballo coerenti con su territorio de Sirisi, de sa bidda. È meda importante per me e infatti sto rinascendo a fare uno traballo con totus meda importanti poita ogni artista agattat il suo linguaggio, sa connessione con sa bidda, che è una cosa meravigliosa. Sono Vera Bugatti. Deus sono Vera Bugatti, un'artista seu artista de Brescia,
Seu in noi popi che patti a sa de 3 edizioni de Subida Festival e poi me esti sa prima volta in un festival de arte urbana in Sardegna. Seu in noi grazie a su convito de Andrea Casciu, che esti survaidori de su festival, ma esti pure un artista. Dunque esti commenti a questionare sa mattessi lingua. Dunque uno che conosce di bene in me da attività di Cosa Nostra e che tiene di una maniera de organizzare, poi ta conosci di sa bisogno su dei artistas e che deu ammiriamo proprio posa vaidura dei operas e poi ta esti una realtà di pittica. Dunque pustis de essi traballau in festival internazionali in città di Mannasa, tenemo proprio gana de magattà in un luogo ai civiticu, ma con un'ospitalità di manna. Dunque è nasce un'atmosfera bella meta con i altri artistas e mi si intende commenti in domu. Poi noi seu in una parte in cui ci funti tutti gli animali che appu pintau e dunque ad ogni dire mi intendemmo a intrude tutto gusto che appu creau. A fare questo progetto in Manhattan adesso dentro un sentito differente. Su messaggio esti su proprio, ma in noi dani di proprio su Gorusu. Sei immersa benissimo proprio il suo cuore qui. Questo è un traballo che stiamo facendo, dunque s'opera non esti ancora a Cabara e su nomini Ollinnai l'altra metà dei Pascoli, oppure pastore femminile plurale. Esti un traballo dedicato a sa pastoria dei femias. Poi nei ultimi anni attento a crescimento in su numero dei femias che traballano in sa pastoria e stanno in un 30%. Circa un 30% ormai. Ha pure rappresentato due femias, una beccia e una pipia, dunque ho l'intessi una iaia e una nepoti che portano innanzi di questa attività. Esti tutto in relata con sa natura. Ho l'idessi commenti che vessinti a intro de un ubisu, poi non c'esti un luogo che si biri in maniera clara. Ci funti tutto questi animali a fai da sfondo, e bestiamini pesausu e altros arestisi. Ci funti vinzas animali sardus che potete esibire in noi, una verla capirossa e una sterpazzola sarda. Chi funti due villoni sardus dunque sa funti una razza de sa Sardigna, che a livello de edemismo esti ricca meda e dunque esti un'ispirazione per me. Eppure una Vanessa sarda in sa conca de sa pippia. Ci funti vinzas a uno scanto de donus Osiris, su Lillu intra dei spilus de sa iaia e su pipizziri ingunis in bascio a suta de sa gamba de San Gioi. Dunque esti un pago commenti un'opera de bisu che li esti dedicata a s'ambienti, a su territorio e commenta a tornare a su commensu de dotto, a su rapporto con s'ambienti, sa terra che biveusu, che si era brussana e sostenibili. Sul rapporto con gli artisti e la popolazione è importante, uno, ci sono i murso, povintai, in cui già si crea una sorta di discussioni consumeri del suo muro e questo artista che possa bida o può subire da festival sono cose molto importanti. Inoltre noi ogni anno facciamo dei laboratori partecipativi per tutta questa vita in cui arrivano da 10 picciochetti proprio piccoli a persone romane e facciamo ogni anno cose diverse. Quest'anno per esempio stiamo traballando con i tessuti, stiamo facendo delle bandierette da piccare poi in giro in tutta questa vita. L'anno passato ho fatto una parata bellissima, è stato un evento mega emozionale, la gente ha aderito, ho fatto mascherette, ho girato in tutta questa vita ed è stata veramente una cosa particolare e mega bella. Di base nasce con questo lavoro mio che faccio in tutto l'anno. Poi la cosa bella è che quando arrivo in vita, poi abitando in Bologna, devo arrivo ogni tanto, non ci sono sempre, e quando arrivo in vita ci sono in me da picciocchetto
che mi aiutano. Essendo tu c'è questo che mi arrostisce di questo processo, poi è desiderato di fare tastare queste cose da artista, c'è avuto il signore che cucina, sa prima mamma mia che è una grande cuoca, c'è sti meta gente che partecipa con piacere e avanti si aiuta su chi mi ha da scavicetta, poi si è muro a pittai. Quindi una cosa che subito al festival, nonostante l'organizzo Deo, è di tutto su, perché quando c'è veramente questo momento di questa festa, di questo traballo, tutto si arriva e donano aiuto. Per fortuna Sirisi in questi anni non ha perduto popolazione, anzi sì, da sul 2017 a sul 2025 che sei su noi, io ho acquistato a su manco 10 persone e poi dicevo di 10 è meta. Ci punti pipiedosu, tenevo all'incirca 15 o 16 pipiedosu che poi essere obbligati a CPT non funti pausu. C'è gente che nasce in noi e c'è gente che è tornata o bene da gli dice da vittias. Pro pittias o pro mannas da sirisma, ma ben da sirisma da sacata bene. E ho fatto varica da domusu in sta zona nova, a si punti postus o comunque alloggiato su manco 6 famiglie. 6 famiglie che a loro volta hanno fatto pipiedo e quindi Saida per fortuna non è crescendo e il nostro gusto è contento mo tenere un altro progetto stiamo realizzando altri 2 appartamenti da donare a edilizia residenziali e sicuro è che questo 2 appartamenti abitano altra gente come già succede tempo da dietro. Mi nanta Giancarlo e vivo in questa vita che attento quest'idea, le battia in noi innanzi bellezza, porta Sattuvio porta la bellezza e in Sardegna ci si tenne questa esperienza e tenne fine su merito di donare questa possibilità a questa gente di si cristianare con gente di vivere atteso della Sardegna, atteso fino dell'Europa. O canno due essere una giovane dell'Uruguay, onde narre una, ed è un momento in cui la gente di noi, residente di noi, ha la possibilità di si cristianare e comprendere come è la vita si trova sul mondo. Questo è un altro grande merito di questa esperienza della Vita Festival. E su di mantenere la memoria per la generazione che viene a venire in anni a qua. Per narrare, o canno dove sta questa idea di tornare a porre come in Sant'Ichirari la nomea di questa vitigetta, che pure la vita dei suoi spiritizi. E quale segnale più bello di essere fatto tutte queste sculture in tutta la vita e si tornano a ricordare che questa è stata in suo tempo nominata o essere la vita dei suoi spiritizi. È un momento poi che, a parte questa bellezza, è un scambio culturale, è un investimento perché la cultura può i vita del centro-terra nostro, punti frutti, su capitale per umano gli tenente e vuole valorizzare. E in questo di ponere che l'amministrazione parte dai giovani, e noi a comprendere questa potenzialità di questo. Noi non abbiamo industrie, non abbiamo miniere,
questo investimento per un anno vuole essere solo in sa bellezza, donna e bellezza e cultura. E noi si usa con un'attività sociale e sanitaria. Fino a poco tempo fa è l'unica in Sardegna, che si era questo minore se ci hanno problemi psicologici o disturbo del suo comportamento o addirittura con diagnosi psichiatrica. E dopo narrare che in noi questo giovane e giovanetta si contestato arricchito con grande ospitalità dei residenti di ogni zenia, di ogni generazione, del minore fino a suoi anni. E questa è una realtà che in qualsiasi maniera può narrare è integrata proprio grazie al suo senso di ospitalità e di collaborazione sociale che deve essere solo in questo tipo di vita nostra ancora in centro terra. In questo centro umano questa particolare è inutile, si sperdia. È importante perché questo giovane in difficoltà residente, però fonti meno espressive, quindi sa musica, sa pittura, sa scultura, sono tutte attività che ci danno questa maniera di sviluppare in sa fantasia in solo la possibilità di rappresentare la personalità o la difficoltà residente in questo momento. Io sono arrivato a Castiai Sopra, che è realizzato questo artista di Roma, che si chiama Ipnes. Sono arrivato a bella visione, una house di Pinetta, in cui si vede i summari, ed è molto bello Castiai questa profondità che ha realizzato Castiai Sopra. Noi e commenti che sono Castiai oltre, un'altra dimensione. Ed è realizzato questo in settedo in cui di besi di San Medda, che sono villoni. È una cosa meta, secondo me, poetica e bella, e vai di rifletti e pensare. Questa è un'opera che va dipatti da i Zatos Morales che danno in vita, che avonti a oggi, avonti 20-25, insomma, teniamo già una bella qualità di lavoro. Io sono invitato artisti di ogni luogo, principalmente italiani, ma tipo quest'anno è arrivato su Sud America, sardos, italianos di ogni luogo, spero che sanno che arrivano a arrivare artisti di ogni luogo, si va a piacere. E noi castiamo sopra questo artista che si chiama Scan, che arriva da Castello. Questo artista formidabile in arte del suo spray. Questo lavora con le bombolette ed è un maestro in sa prospettiva e sa sfumatura. Si vuole notare questa abilità di realizzare questa vemia bellissima, che rappresenta dopo che è un onore ai spicciocchi di questa vita, ai femmine di Sirisi. Tra l'altro, molto importante per me è lasciare agli artisti liberi di esprimersi in ogni loro fantasia. È importante per me che trasmettano
su territorio, insomma, che trabalhano ragionando con questa conca collegata a Sabidda. E noi che stiamo, secondo me, è una bella opera, che si collega bene. Vai di questo segno che funziona come una sorta di rettino, ok? Poi vai su disegno. In più dopo, quando pintata, lascia da pochettino che si pinti come un effetto di trasparenza, che è meta originale è meta bello secondo me. E noi che stiamo sopra dei Chichischippi, praticamente c'è questa femmina che rappresenta da Suvroi, o come si trasforma in Suvroi di Siris, che si ricollega a questa vita di Sirisi. Questi punti di elementi che devo naro as artistas po trabalhare, questa Siris è collegato a Siris, come ti Freud, a questa costellazione Iris, che è sempre collegata insomma a questa. E poi c'è sempre questa storia della sirena, anche prima si seriata sirena, ma è una leggenda, non si scidi, però a livello lavorativo è una cosa meta, secondo me, bella, a livello artistico e può traballare ben ti meta ideas interessanti, insomma. Noi che stiamo sopra di Dante Montici, che è un muralista sassereso, che ha realizzato quest'opera in onore a Sabida de Sirisi, poeta Sirisi, e Sabida de Spivizirisi, che in italiano Spiviziri è questa cavalletta. E diventando su animali di Sabida, perché in anno ogni artista magari fa una camicetta, picchiadella, manna, chi sia, da colorata, però c'è sempre, e quindi per noi diventando meta speciali e ci piace, meta. Questa reazione da questa popolazione sul primo anno da questo festival è stata a singhiazzo titubanti, mentre invece a Bella si funti contenti, anzi, me canta donare muro privato per realizzare questo disegno, questo murales, perché oltre ad essi bei progetti e bei murales e donando risalto sta domo lavoro, quindi comunque sta gente è da una parte fiat abituata a altro tipo da traballo, in moi da quando 3 anni ago c'è questo festival, funti contenti, partecipano e funti orgogliosi da essere di certa da Sirisi colorata e in tutto il mondo. Questo progetto anda in antisi grazie al aiuto del suo comune, che si sponsorizza e si finanzia, altrimenti non si poteva fare. Per questo ringraziamento al suo comune. Una cosa che ci punti poi chiaramente come ogni aspetto di ogni progetto così tanto che andano a promuovere, così tanto che andano a provare, tipo che può dormire l'artista da noi solo che c'è due pittico e non si cazza dal logo, però tu so fate su dormire nei bidicetti accanto, c'è Mogoro, c'è Masuda, però una cosa che a Savini dai
s'arrangiaus. I murigedos funt accanto a spacciare, poita sa bidda è pitica, quindi mo a bella bellos eus cumprenendi comente sighi dat a toccare a fare i murigedos nous, non ddu sciu, mo bideus. Sa regione s'ha aiutado con finanziamentos per realizzare questo festival. Mo fadevo parte da una fondazione, sa fondazione Parte Montes, in cui siamo 4 comuni, Sirisi, Pompu, Masuras e Maracagiori, che in questa regione storica su Parte Montes esiste questo lavoro, ma non fa parte dell'Unione dei Comuni. Teniamo finanziamenti a livello regionale, si aiutano comunque le fondazioni, quindi il suinai è sempre pago, quindi chi si indiona in teatro sta contento. Comunque ci dà Deus bello a portare avanti questo progetto che per noi è veramente fondamentale. Per questo più pure us acabau. Grazie a voi seguiu. Si torrà a sapere sa gita chi bene di come un atto più nudo e poca voce. Chi commenta sempre si volesi segnalare eventus o fattus o contus o che pensai si possano essere da cavallo ad uso scontai, scrivesi una lettera su già su bogabogi.tv@gmail.com. Poi se uso noi per schiattro, poi intende sa voce da vosotros.